Buona domenica, amiche e amici. 12ª domenica del tempo ordinario, capitolo 4 del Vangelo di Marco, pochi versetti, un brano molto conosciuto, la cosiddetta tempesta sedata. Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva, e congedata la folla lo presero con sé così com'era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: Maestro, non ti importa che siamo perduti? Si destò, minacciò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: perché avete paura? Non avete ancora fede? Quante considerazioni potremmo fare su questo brano? Moltissime. Io ve ne suggerisco una a partire da un dettaglio del Vangelo di Marco che a mio parere sembra geniale, perché il brano immediatamente successivo a questo, qui siamo alla fine del capitolo 4 di Marco, proviamo a leggere cosa accade all'inizio del capitolo 5 di Marco. Cioè questo andare all'altra riva, su cui Gesù insiste, che tipo di approdo è all'altra riva del mare di Galilea, che è il lago neanche così gigantesco di Tiberiade, no? Giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni, Jerash, località dell'attuale Giordania. Sceso dalla barca, subito dai sepolcri gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Non è proprio così rasserenante l'altra riva verso cui Gesù vuole andare. Tra l'altro è un caso di possessione diabolica terribile. Attenzione, costui aveva la sua dimora fra le tombe e nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva spezzato le catene e spaccato i ceppi e nessuno riusciva più a domarlo. Attenzione, continuamente, notte e giorno, fra le tombe e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. Allora, dove sta il collegamento geniale, se permettete? Dove sta il colpo di genio di Marco? Due brani collegati uno con l'altro. Da una parte c'è un uomo che riesce a riposare, a dormire, a stare sereno, a stare nella quiete anche quando si trova a poppa su una barca mentre il lago è in tempesta e c'è grande vento, una tempesta di vento, le onde si rovesciavano nella barca tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Gesù riesce ad essere in pace, a riposare, a dormire, a stare bene, a sentirsi a casa, anche in una condizione del genere. Forse un po' provocatoria la cosa, eh? Dall'altra parte abbiamo un uomo che continuamente, notte e giorno, quindi senza mai riposare, senza mai dormire, senza mai cessare, continuamente, fra le tombe e sui monti gridava e si percuoteva con pietre. Notte e giorno grida e si fa autolesionismo violento, si percuote con delle pietre. Quindi non solo costui ha interrotto i ritmi del sonno, non dorme più, da tempo, chissà da quanto tempo. Chissà da quanto tempo quest'uomo è in questa condizione
diabolica appunto, infernale diremmo noi, no? Infernale. E come si manifesta? Notte e giorno, cioè senza mai cessare, senza mai smettere, continuamente, senza mai dormire un'ora, senza mai avere un attimo di tregua, un attimo di pace, un attimo di respiro. Lui cosa fa? Urla e si percuote con le pietre. Quel continuamente lì è interessante perché senza cessare, no? Diremmo noi, lo potremmo tradurre anche così, senza mai cessare. Ora, cosa ci fa venire in mente il verbo cessare? La Bibbia inizia con la creazione del mondo, capitolo 1 di Genesi, la creazione in 7 giorni, ma il vertice di tutto, il compimento di tutto, la bellezza di tutto, il punto di arrivo è il 7° giorno. Cosa fa Dio nel 7° giorno? Cessa, smette. In ebraico, Shabbat, il sabato, è il trionfo dell'umanizzazione sulla brutalizzazione, è il trionfo della pace sulla violenza, è il trionfo dell'ospitalità sulla ostilità, sulla inospitalità, come quest'uomo che è completamente inospitale, la sua casa è tra le tombe, vive in mezzo alla morte. Ecco, allora noi da che parte stiamo? Dalla parte di Gesù, dalla parte della vita o dalla parte delle forze del male che ci alienano? Proviamo a rifletterci. Buona domenica.